Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. A Lignano Sabbiadoro l'operazione sicurezza Pentecoste filata via liscia. Erano temuti episodi di violenza riconducibili soprattutto ai giovani austriaci giunti in massa, ma sono stati schierati oltre 70 agenti fra carabinieri, commissariato e polizia giunta anche da oltre confine. Il punto del servizio di Daniele Paroni. Le forze dell'ordine erano pronte ad una sorta di guerra, ma per fortuna la guerra a Lignano, in occasione della calata soprattutto di austriaci e tedeschi per Pentecoste, non c'è stata. I dati parlano chiaro, nessuna denuncia da parte delle forze dell'ordine, qualche soccorso per chi aveva esagerato con l'alcol, immondizie sulle strade che stamattina di buon mattino erano state già ripulite dalle moto spazzatrici. Già da giovedì il piano di sicurezza era stato predisposto con carabinieri e agenti della polizia locale e del commissariato schierati in forze, mentre il monitoraggio della spiaggia è toccato agli addetti della capitaneria di porto. Come detto, nessun episodio di rilievo, tranne appunto qualche turista che ha perso il controllo delle consumazioni alcoliche, qualche schiamazzo, cellulari e portafogli dimenticati. Alla fine della nottata 11 le sanzioni per ubriachezza molesta nei confronti di 9 austriaci e 2 italiani. Una curiosità vista la felicità accentuata da qualche cocktail di troppo, qualcuno si è addirittura dimenticato dove aveva parcheggiato la propria auto, ritrovata alle prime luci dell'alba anche con il supporto degli agenti in divisa. Pienone sia a Lignano, ma non c'è stata nessuna guerriglia urbana, qualche lite risoltasi in poco tempo, musica a dominare la scena e chi ha scelto l'orientamento musicale si è dotato di agenti della vigilanza privata proprio per filtrare gli ingressi e sedare sul nascere atteggiamenti e comportamenti che potevano sfociare in qualcosa di pericoloso, e questa scelta si è rivelata vincente. Controllate anche alcune donne nigeriane, notate in questi giorni in numero importante nel capoluogo balneare, intente a vendere braccialetti, verificata la loro posizione sul territorio nazionale risultata regolare. Ora la situazione sarà monitorata sino a lunedì mattina, quando è previsto il rientro di massa, quindi per le forze dell'ordine un'altra notte dove gli occhi dovranno rimanere particolarmente aperti anche da parte di agenti giunti da Austria e dall'Alto Adige. Pentecoste è tranquilla a Grado, ma l'Isola del Sole sta facendo registrare il tutto esaurito. Grado era ed è invasa pacificamente dai turisti, ma storicamente l'Isola del Sole non è mai stata terra di conquista di esagitanti ostaggio dell'alcol in occasione di Pentecoste, tanto che le ambulanze deputate al servizio di emergenza non hanno dovuto correre a destra e a manca per soccorrere giovani in preda ai fumi dell'alcol. In ogni caso i controlli ci sono stati, ma da sempre la località balneare gradese ha utenti piuttosto tranquilli. In ogni caso la conferma arriva dalla GIT, il clima è da tutto esaurito, come esauriti sono gli ombrelloni gestiti dalla società di gestione 2600, senza contare gli spazi VIP predisposti. Amici a quattro zampe, una dimostrazione che la stagione è partita e come la si è avuta ieri con la manifestazione Barbanade, con 240 nuotatori iscritti, il doppio dello scorso anno, pronti a sfidarsi sui 3800 metri nell'unica competizione d'Italia in laguna, nuotatori che si sono sfidati dall'isola di Barbana sino a Grado. Ed ora c'è grande attesa per l'anniversario del 25 giugno, quando ricorreranno i 130 anni dal decreto imperiale dell'allora impero austro-ungarico, quando Grado venne certificata come centro del benessere balneare, dando il via alla prima stagione turistica. È stato recuperato con l'elicottero della Protezione Civile presso la diga del lago Cardiciul l'escursionista 59enne di Udine disperso da ieri. Molto stanco, in buone condizioni di salute, ha raccontato di aver dormito venerdì notte a Casera Senons e di aver raggiunto Forcella del Quel, dirigendosi dunque verso est invece che verso nord. Il sentiero che ha seguito è infatti un percorso dismesso con i segnali evanescenti e poco visibili. Dopo molte difficoltà e adottando tutte le cautele richieste, consapevole del pericolo di farsi male in un'area così selvaggia e senza copertura telefonica, è riuscita a raggiungere il lago e quindi la diga, dove ha chiesto al custode di poter avvisare usando il suo telefono satellitare. Alle operazioni hanno preso parte, oltre ai soccorritori delle stazioni Valcellina e Fuori di Sopra, e altri provenienti da altre stazioni, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Un ventenne è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 di questa mattina ad Aquileia, lungo la regionale 352. L'auto sulla quale stava viaggiando il giovane è finita contro un albero. Il conducente è rimasto incastrato e per farlo uscire dall'abitacolo e consentire al personale sanitario di prestargli le prime cure c'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Al lavoro una squadra giunta dal distaccamento di Cervignano. Il ragazzo è stato poi accompagnato all'ospedale di Udine, rilievi a cura dei Carabinieri. In poche ore sono state raccolte 250 firme per promuovere una consultazione referendaria per l'eliminazione dei 5 passaggi a livello a Udine. Un banchetto è stato allestito questo pomeriggio in piazza San Giacomo.
Matteo Mansi, sotto il sole cocente, ma all'ombra della chiesa di San Giacomo, voi fate una raccolta di firme. Per chiedere che cosa? Per chiedere che una volta dismessi i passaggi a livello, e siamo nel brevissimo tempo, si realizzi un parco urbano, ovvero una pista ciclopedonale alberata che mette in connessione i quartieri della città di Udine e che consenta soprattutto di avere una città sostenibile, vivibile. Quanti sono i passaggi a livello che dovrebbero venire azzerati? Sono 5, imprigionano quasi 40.000 cittadini, producono disagi, smog, inquinamento, addirittura impoveriscono il tessuto economico e commerciale della città. Voi avete già raccolto quante firme? Abbiamo raccolto 250 firme, abbiamo superato il quorum delle 100 firme. A fine mese consegneremo alla segretaria generale del Comune di Udine le firme affinché i garanti promuovano il referendum cittadino. In questi parchi urbani che cosa si potrebbe fare? Allora, ci sono un sacco di iniziative qui nei dintorni, anche ad esempio orti comuni sinergici, anche progetti con l'università da gestire anche con progetti Erasmus che potrebbero incentivare anche sia gli studi sia lo sfruttamento in senso positivo del luogo e del territorio. I dati dei contagi nella nostra regione: sono stati rilevate 227 positività e un decesso, 2 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 82. Emozionante e numerosa la partecipazione della delegazione di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia ieri all'udienza speciale di Papa Francesco. Grande emozione ieri per la delegazione di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia all'udienza speciale di Papa Francesco. All'iniziativa promossa da Federsanità Nazionale in collaborazione con ANCI sono intervenuti oltre un centinaio di direttori generali di aziende sanitarie, ospedaliere e IRCS, i vertici dell'Associazione Nazionale e delle federazioni regionali. Dopo il discorso della Presidente Nazionale Tiziana Fritelli, presente anche il Presidente del Consiglio Nazionale ANCI Enzo Bianco, il Santo Pontefice ha voluto evidenziare l'importanza del sistema sanitario pubblico anche quale antidoto per ridurre le disuguaglianze contro l'economia dello scarto, da cui il forte invito ai politici a non tagliare le risorse per la sanità pubblica perché è una ricchezza da non perdere. Prossimità, integralità e bene comune sono questi, secondo Papa Francesco, i 3 antidoti per aiutare a portare avanti la missione tracciata da Federsanità, da cui il forte incoraggiamento ai manager della sanità a continuare a operare al servizio dei malati e dell'intera società. Tutto pronto per la festa dell'Arma dei Carabinieri che sarà celebrata domani, lunedì 6 giugno, in Piazza Libertà a Udine. I militari abbracceranno idealmente la città e la cerimonia sarà trasmessa in diretta su Telefriuli a partire dalle 17:45. Si svolgerà lunedì 6 giugno in Piazza Libertà a Udine la celebrazione del 208° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La fanfara della Brigata Alpina Iulia farà da apripista sul terrapieno ai reparti che si schiereranno per l'avvio della cerimonia previsto alle 18. L'evento sarà occasione per ricordare i sacrifici compiuti, i risultati conseguiti e per rinnovare i propositi di impegno nei confronti dei cittadini. Durante la cerimonia verranno anche consegnati dei riconoscimenti ad alcuni militari dell'Arma che si sono particolarmente distinti. Nel corso della cerimonia verranno premiati alcuni militari che si sono particolarmente distinti, però l'Arma e i militari dell'Arma fanno tutti i giorni dei piccoli gesti non sempre conosciuti dal pubblico, però non per questo meno significativi, quindi questi che noi andiamo a premiare sono, ritengo, solo alcune eccellenze, la punta dell'iceberg di un lavoro quotidiano, silenzioso, che viene fatto quotidianamente appunto da tutte le parti d'Italia, ovviamente anche in Friuli Venezia Giulia. La cerimonia di Piazza Libertà sarà trasmessa in diretta da Telefriuli lunedì 6 giugno a partire dalle 17:45. Le 4 valli del Natisone raccontate nelle foto panoramiche del fotografo di Fagagna, Diego Cinello. L'opera è stata realizzata in 2 anni utilizzando una macchina fotografica e un drone.
Diego Cinello ha 77 anni ed è di Fagagna ed è un fotografo professionista. È ancora lui che ha messo la firma su un vero e proprio pezzo di storia fotografica del Friuli, concentrandosi per 2 anni su un lavoro dedicato alle valli del Natisone. Armato di macchina fotografica e drone, ha puntato dritto dritto al suo obiettivo. Qui abbiamo fotografato in un lavoro che mi ha preso gli ultimi 2 anni. Ho ripreso le valli del Natisone, le 4 valli del Natisone più l'alta valle del Torre. Ho comprato un drone e con quello sono riuscito a superare il livello del bosco e con una serie di foto 5, 6, 7 messe vicino, assemblate a mosaico, sono riuscito a ottenere queste immagini. Diego non è nuovo a queste imprese, lui che ha girato il mondo e con le sue foto panoramiche ha raccontato a suo modo città di mezzo pianeta, ma il suo chiodo fisso è la sua terra d'origine. Mi manca la Pedemontana occidentale, e cioè quella zona che va da San Daniele fino al Piancavallo, tutti quei paesini Ragogna, da Ragogna in là, che li ho ripresi dai tetti dei prosciuttifici di San Daniele con un teleobiettivo potentissimo ed è lunga 3 metri. Costa, per cui faccio fatica a trovare, dovrei trovare un altro istituto che mi aiuta insomma a pubblicarlo. Serata conclusiva al Cine City di Lignano Sabbiadoro per il ritorno di Zico in Friuli, un evento legato alla presentazione del libro Delitto Imperfetto scritto dall'ex manager dell'Udinese Franco Dalcin assieme al giornalista Massimo Meroi. Bruno Pizzoli, in questa 3 giorni di Zico che si va concludendo, in questi giorni abbiamo notato come al di là dell'esperienza insomma calcistica ognuno abbia un'esperienza personale di Zico, un ricordo, un aneddoto, un ricordo di cosa fu anche questa cosa planetaria di 2 destini che forse mai si sarebbero incrociati, quello di Zico e quello di Udine. Ma sì, indubbiamente, no? Poi lui ogni volta che lo si riconosce, si ha la fortuna di incrociarlo, ribadisce il concetto che è stato un grandissimo giocatore, ma è anche un uomo straordinario per la disponibilità al contatto umano, al colloquio, sa mettere a proprio agio tutti quelli che lo avvicinano. Qua ha trovato un mondo di relazioni umane inatteso, molto inatteso, e un modo di pensare calcio molto familiare. Lui diceva era raro per noi a casa nostra potersi allenare con il pubblico, con noi, con la gente che ti conosce, che ti fa le domande, che ti segue in un modo affettuoso, e questo lo ha letteralmente travolto. Appuntamento da non perdere questa sera alle 20:15 su Telefriuli con lo speciale dedicato al Cekedaccio, la più grande manifestazione dance di musica anni 70, 80 e 90 della regione. Incomincia il Cekedaccio, primo 2022, 20 maggio, sono lì! Questa sera su Telefriuli si rivivranno le emozioni del Cekedaccio, tornato in pista dopo un'attesa durata 2 anni. La festa all'insegna della musica cantata e ballata è andata in scena alla Fiera di Udine. Sarà per il lungo stop imposto dalla pandemia, sarà per il successo che l'iniziativa riscuote danni in Friuli, sta di fatto che l'atmosfera in pista era calda per la gioia del pubblico e degli organizzatori. Proprio per rivivere l'emozione della più grande manifestazione dance di musica anni 70, 80 e 90 della regione, Telefriuli proporrà questa sera alle 20:15 uno speciale dedicato al Cekedaccio. Anime della festa sono Carlo e Renato Pontoni, che hanno fatto girare dischi rigorosamente in vinile con l'aggiunta di canzoni live eseguite dalle Ceghe di Anne Band. Immancabili poi Lenti di mezzanotte. Per un tuffo vintage nella musica, appuntamento questa sera su Telefriuli alle 20:15. Siamo in chiusura, grazie per l'attenzione, buona serata con i programmi di Telefriuli, arrivederci.